Ben ritrovati al meteo. Italia divisa in due, il sud nella morsa del caldo e degli incendi, il nord attraversato da correnti instabili che insisteranno sul nostro territorio anche nella giornata di martedì 3 agosto. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto in mattinata avremo ampi spazi di sereno. Col passare delle ore il cielo tenderà ad annuvolarsi e a scurirsi. Tempo poi via via più instabile, con temporali diffusi, specie sui settori montani e pedemontani, fenomeni più occasionali invece in pianura. Temperature stazionarie o in lieve calo, minime tra 12 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra i 24 e i 30 gradi all'incirca. Stesso scenario poi anche sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole inizialmente, dal pomeriggio piogge localmente più intense. Temperature minime tra 15 e 19 gradi, massime sui 26-27 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove anche in questo caso andrà meglio al mattino, ma dalle ore pomeridiane sarà possibile qualche rovescio a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 15-16 gradi, massime sui 25-26 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.